Presidente, un bilancio importante, una regione nella quale si vuole stare e soprattutto una legislazione dedicata anche alle infrastrutture. Sì, assolutamente. La regione dove vorrei vivere, noi abbiamo detto più volte in questi mesi, perché effettivamente i risultati ottenuti tra il 2013 e il 2017 qualificano molto la vita, diciamo così, di questa regione. Intanto siamo stati più attrattivi, siamo riusciti a consolidare impegni importanti, abbiamo rilanciato su alcuni settori, penso alla misura attiva di sostegno al reddito, penso alle grandi riforme della sanità, degli enti locali, ma anche a quello che siamo riusciti a fare ad esempio nel completamento della riforma dei consorzi industriali, i rilanci impresa, l'attiva giovani, insomma abbiamo messo in campo tante idee, tante risorse e anche tante linee di indirizzo che ci hanno permesso di poter dire oggi che è una regione che ha puntato sulla qualità della vita, sulle infrastrutture, sulle imprese e anche ovviamente sulla persona, e questo lo abbiamo fatto con le importanti riforme. Qual è il suo bilancio per le sue due deleghe, relazioni internazionali e montagna? Beh, è sicuramente positivo perché c'è stato un importante rilancio sulle politiche della montagna, rilancio in termini sia di risorse che siamo riusciti a gestire, trovare e mettere a disposizione della montagna, sia rispetto anche ad indirizzi, dall'approccio leader ai finanziamenti legati alla montagna, a quelli che sono stati tutti i sistemi in alcuni settori, penso alla viabilità, solo sulla strada statale Carnica 52 bis, 63 milioni di euro che vengono allocati da ANAS, solo per ricordarne alcune. Poi quello che abbiamo fatto sul tema degli alberghi diffusi, sul tema dei rifugi e delle malghe, quindi abbiamo avuto la possibilità di rammendare quello che già esisteva e che in qualche modo abbiamo rilanciato. Relazioni internazionali, 26 partenariati sottoscritti e consolidati, relazioni privilegiate con la Baviera, con gli Stati Uniti, con la Serbia, con diversi paesi dei Balcani, direi anche evidentemente con la Slovenia, e tutto il lavoro che abbiamo fatto poi anche sulla cooperazione allo sviluppo, 6 milioni di euro che abbiamo impegnato in operazioni importanti di cooperazione internazionale proprio nei paesi che vogliamo aiutare, anche per evitare la spinta verso la fuga e verso l'arrivo nel continente europeo di tanti migranti, e poi ovviamente il lavoro di rilancio del nostro sistema dell'alta formazione e della crescita e della ricerca che ha sempre accompagnato tutte le visite istituzionali che abbiamo fatto. Da ultimo, non meno importante, i legami che stiamo tessendo con la Cina, in particolare la previsione della Via della Seta, che in termini di prospettiva sicuramente la più interessante.